Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Buona domenica, carissimi amici. Che mistero davvero che la vita di qualsiasi essere, specialmente all'inizio. L'inizio di qualcosa è misteriosissimo, è sempre piccolo, impercettibile, e poi diventa grande. Pensiamo a una quercia grandissima, all'inizio è una ianda, una cosa così diventa, perché c'è la potenzialità, ecco, la potenzialità del regno di Dio qui sulla terra. Qui è il regno di Dio qui sulla terra, c'è il regno celeste e il regno terrestre. È iniziato questo regno di Dio in una cittadina, un paesello minuscolo, Nazareth, da quella ragazza, Maria, Miriam. Chissà cosa stava facendo quando l'angelo le porta l'annunzio. E rimane turbata, meravigliata, un po' impaurita, si domandava che sta succedendo. Il Signore è con te, il Signore Yahweh, il Dio di Isacco, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Mosè che ha liberato il popolo, e vuole stare con te. Il regno di Dio è qui, perché Dio si è fatto come noi, amici miei, per farci come Lui. E quando siamo distanti ancora, ecco, ma c'è questo regno di Dio che sta crescendo piano piano, ma ancora c'è lo sfruttamento dei piccoli, dei bambini, e c'è un uomo, il Papa, che fa sentire la sua voce. Sentiamolo. Decine di milioni di bambini sono costretti a lavorare in condizioni degradanti, esposti a forme di schiavitù e di sfruttamento, come anche ad abusi, maltrattamenti e discriminazione. Tutti i bambini devono poter giocare, studiare,
pregare e crescere nelle proprie famiglie. Questa gente, invece di farli giocare, li fa schiavi. È una piaga questa. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza. Auspico vivamente che la comunità internazionale possa estendere la protezione sociale dei minori per debellare questa piaga dello sfruttamento dei bambini. Gesù ha portato il regno di Dio qui sulla terra, ma il regno di Dio si sviluppa piano, piano, piano. Ancora c'è tanto regno del male sulla terra, l'abbiamo visto. Ecco, si sviluppa piano piano, ma quando arriva Gesù incomincia il regno di Dio. Quando io ho incominciato a sentire Gesù dentro di me, ho incominciato il regno di Dio per me. Sant'Agostino diceva, ecco, io ero fuori di me e tu eri dentro di me, è come un seme. Quante persone vivono senza mai sentire la presenza di Dio dentro di sé, perché per mezzo di Lui, cari amici, siamo stati creati. Ma che cosa ci aiuta a renderci conto del nostro valore, della nostra importanza, ma del nostro valore, della nostra dignità? Ecco, ci aiutano dei rapporti, ecco, vivere la fraternità. Papa Francesco domenica scorsa all'Angelus ha parlato proprio di questo, la fraternità, ma la fraternità non solo umana, ma la fraternità che ci ha portato Gesù, ecco, perché se ragioniamo solamente a livello orizzontale, ecco, qui non c'è il regno di Dio, c'è la malattia, perché c'è questo male di cui siamo tutti quanti infettati, intaccati. Se non c'è l'intervento di Dio attraverso Gesù Cristo e Gesù Cristo morto e risorto, la nostra fede è vana, perché se i morti non risorgono, non i morti che a 90 anni che hanno fatto una vita serena, no, i morti, i bambini che muoiono, se i morti non risorgono, i bambini che vengono sfruttati ma anche muoiono, se i morti non risorgono vuol dire che Gesù Cristo non è risorto, e se Gesù non è risorto è vana la nostra fede, diventa come una filosofia, un'ideologia. La nostra non è un avvenimento, amici miei, il regno di Dio è un avvenimento che fa Dio e secondo le sue vie. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Allora stiamoci attenti. Allora, la fraternità, sentiamo Papa Francesco. Perché la fraternità è il frutto della Pasqua di Cristo, che con la sua morte e risurrezione ha sconfitto il peccato che separava l'uomo da Dio, l'uomo da se stesso, l'uomo dai suoi fratelli. Ma noi sappiamo, il peccato sempre separa, sempre fa inimicizie, sempre separa. Gesù ha abbattuto il muro di divisione tra gli uomini e ha ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova fraternità. È tanto importante in questo nostro tempo riscoprire la fraternità, così come era vissuta nelle prime comunità cristiane. Riscoprire come dare spazio a Gesù che mai separa, sempre unisce. Non ci può essere una vera comunione e un impegno per il bene comune e la giustizia sociale senza la fraternità e la condivisione. Senza condivisione fraterna non si può realizzare una comunità ecclesiale o civile. Esiste solo un insieme di individui mossi o raggruppati dai propri interessi, ma la fraternità è una grazia che la fa Gesù.
io per chi sto lavorando, tu, che è il tuo datore di lavoro, il mio datore di lavoro, che cosa stiamo realizzando, costruendo, amici miei? Ce la domandiamo? Dobbiamo domandarcelo. Ecco, Gesù è venuto per iniziare questo modo nuovo di vivere, una fraternità nuova, non più mossa dal gusto, dall'interesse, dalla convenienza, ma mossa dallo stupore dell'essere stati fatti. Nessuno di noi si fa da solo. Dio ci dà l'esistenza istante per istante e Gesù è venuto a ricrearci perché siamo deturpati, e alcuni nostri fratelli in modo pesante, amici miei, e Gesù li vuole salvare. Il regno di Dio è attaccato tremendamente, perché dov'è il regno di Dio? Dove ci sono 2 o 3 riuniti nel nome di Dio, in Cristo, con Cristo, attraverso Cristo, che continuamente ci dà la grazia di perdonarci, donarci gli uni gli altri, perdonarci e amarci veramente, non per modo di dire, sta parola che abusiamo, ti amo, amore, ma volerci bene veramente, perdonarci, sostenerci gli uni gli altri e imparare giorno per giorno ad amarci come Lui ama noi. Gesù ci ama non perché ci comportiamo bene, ce lo meritiamo, ma perché siamo Suoi, apparteniamo a Lui, siamo stati pagati a caro prezzo da Lui, con la Sua passione, con la Sua morte, la Sua risurrezione. Ma il diavolo fa di tutto e di più per staccarci da questo rapporto con Cristo che è diventato Gesù e che vuole vivere dove ci sono 2 o 3 riuniti nel suo nome, incominciare ad assaporare da questa terra un po' di quello a cui siamo destinati. Allora, chi ci può difendere? La Madonna. Ecco, la Madonna, dobbiamo pregarla, la Madre di Gesù, la Madre nostra. Lei lo ha accompagnato, suo figlio, nella sua missione, partecipa. E noi dobbiamo partecipare alla missione di Gesù, realizzare il regno di Dio qui sulla terra, in attesa del regno celeste, perché quello terrestre non ci sazierà mai fino in fondo. Noi siamo stati fatti per Dio e finché non siamo qui sulla terra non saremo mai soddisfatti, lo saremo, ma qui possiamo assaggiare. Allora la Madre ci accompagna. Sentiamo queste parole di Papa Francesco sulla Madonna. Maria è Madre di Dio. Dobbiamo essere grati perché in queste parole è racchiusa una verità splendida su Dio e su di noi, e cioè che da quando il Signore si è incarnato in Maria, da allora e per sempre porta la nostra umanità attaccata addosso. Non c'è più Dio senza uomo. La carne che Gesù ha preso della Madre è sua anche ora e lo sarà per sempre. La parola madre, mater, rimanda anche alla parola materia. Nella sua madre il Dio del cielo, il Dio infinito, si è fatto piccolo, si è fatto materia, per essere non solo con noi, ma anche come noi. Ecco il miracolo, ecco la novità. L'uomo non è più solo, mai più orfano, è per sempre figlio. È un concetto bellissimo, amici miei, se ci fermassimo un pochettino a contemplarlo. Dio non solo vuole stare con noi, che è già una meraviglia, no? Pensate se il Presidente della Repubblica, la persona importante sta con noi, noi ci sentiamo onorati, ci sentiamo importanti. No?
Dio con noi, ma nemmeno questo è il massimo, che Dio è con noi, e magari ci sentiamo pure un po' schiacciati, no? I musulmani, l'Islam è proprio sottomissione, stare sottomessi alla potenza infinita di Dio, Allah, il grande, misericordioso, no? Però come, no, stare non solo con noi per farci sentire, no, come noi. Dio si è fatto come me, come te, amici miei. È una cosa, non la pensiamo, noi non riusciamo a pensare. Noi sempre con questa religione chiediamo di avere qualcosa che ci fa pigliare più gusto a vivere, che poi ci fa gonfiare. Siamo tante volte, ecco perché la satira, l'ironia sono le cose bellissime, no? Perché penso che Dio si fa delle risate incredibili con noi, sua creatura, ecco, perché lo può fare, lo fa, perché a noi ci piace divertirci perché è Lui che ci ha fatto e Lui si diverte pure, ma non nel senso sadico o masochista, in un senso che noi non riusciamo ad immaginarlo. Allora Dio non si è fatto solo, non vuole stare con noi, Dio si è fatto come noi, e questa è la novità, amici miei, per farci come Lui. E ci sono alcuni nostri fratelli e sorelle che ogni tanto, ecco, li vediamo risplendere di questa luce, perché chi sta con Gesù, ma con il vero Gesù, no? con qualche copia, con l'originale, chi sta con Gesù veramente acquisisce qualcosa della natura di Gesù, della natura divina, e i nostri fratelli lo testimoniano e noi dovremmo desiderare, questa è la cosa che dovremmo desiderare, diventare santi. Sentiamo Papa Francesco commentando il Vangelo di questi giorni, quando Gesù dice a chi lo segue, e lo dice a me, lo dice a te, se sei qui per seguire Gesù, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Sentiamo Papa Francesco. Sale per gli altri, luce per gli altri, perché il sale non si saporisce se stesso, sempre al servizio. La luce non illumina se stesso, sempre al servizio. Sale per gli altri, piccolo sale che aiuta ai pasti, ma piccolo. Nel supermercato il sale si vende non a tonnellate, no, piccoli sacchetti, è sufficiente. E poi il sale non si vanta di se stesso perché non serve se stesso, sempre per aiutare gli altri, aiutare a conservare le cose e a saporire le cose. Semplice testimonianza. Il Signore ci dice così: ma tu sei sale, tu sei luce. Ah, vero, Signore, così attirerò tanta gente alla Chiesa e farò passare? No, così farai che gli altri vedano e glorifichino il Padre. Neppure tornerate nessun merito. Noi quando mangiamo non diciamo: ah, buono il sale. No, buona la pasta, buona la carne. Buona. Non diciamo buono il sale. Di notte, quando andiamo per casa, non diciamo buona la luce, no. Ignoriamo la luce, ma viviamo con quella luce che Egli illumina. Questa è una dimensione che fa che noi cristiani siamo come anonimi nella vita. È una bella preghiera per tutti noi, alla fine della giornata, sarebbe domandarsi: sono stato sale oggi? Sono stato luce oggi? E questa è la santità di tutti i giorni. Che il Signore ci aiuti a capire questo. Che meraviglia, amici miei, che meraviglia, che meraviglia. Che cose belle, semplici, vere. Ecco qua, così torna la gioia di vivere, sentendo le cose vere, ecco, e sentendosi un po' umiliati, no, perché siamo distanti. Noi che vogliamo sempre apparire.
illuminarci noi, per dire io. Ecco, quanto è bello pensare che ci sono i nostri fratelli che nessuno li conosce, nessuno li vede, eppure loro sono sale e luce per questo mondo insipido, sciapito, ridicolo, scuro, tenebroso. Ci sono nostri fratelli che vivono nel nascondimento, ma danno sapore a tutto, ma danno luce. Ecco, io penso ai nostri amici che sono nei monasteri di clausura. Io ho un grande amico che da 23 anni è in clausura a Serra San Bruno, nella nostra terra di Calabria, insieme ad altri. I certosini sono i nostri fratelli che più di tanti altri vivono davvero la clausura, la separazione dal mondo, ma per portare questa luce, per dire a tutti quanti noi che Dio può bastare, per non diventare schiavi delle cose che facciamo, delle cose che possediamo, perché come dico nella canzone, noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda, e di tutte le cose che ne siamo chieni, quando morimo non ne portiamo niente. Lo dobbiamo ricordare, amici miei. Questa è la preghiera, entrare in rapporto con Dio, ricevere da Lui il senso, il sale, la luce, perché se no, come diceva Anna Tozzi, un sogno niente, sogno un verme terra, però quanto bene ha fatto questa nostra sorella nella nostra terra di Calabria, quante persone ha confortato, ha consolato e continua ancora dopo morte. Allora forza, sentiamo quest'ultimo intervento di Papa Francesco commentando il discorso della montagna di Gesù, passare dall'insulto, che noi tante volte ci insultiamo, ecco, con molta facilità gli uni gli altri, ecco, dall'insulto che capita marito e moglie, genitori, figli, fratelli e sorelle, amici, passare dall'insulto alla riconciliazione. Con Gesù è possibile, sentiamo, è bellissimo. Ma quando una persona fa qualcosa che non piace, io l'insulto e la faccio passare come disabile mentale, disabile sociale, disabile familiare, non ha capacità di integrazione e per questo uccide il futuro di una persona, uccide il percorso di una persona. E è l'invidia che apre la porta. Quando una persona ha qualcosa che a me minaccia, l'invidia mi porta a insultarlo. Quasi sempre c'è l'invidia lì. Gesù è così radicale. La riconciliazione non è un atteggiamento di buone maniere, no. È un atteggiamento radicale, è un atteggiamento che cerca di rispettare la dignità dell'altro e anche la mia, dall'insulto alla riconciliazione, dall'invidia all'amicizia. Questo è il percorso che Gesù ci dà oggi. Quando insulto io, quando stacco l'altro del mio cuore con un insulto, e vedere se lì c'è quella radice amara dell'invidia che mi porta a voler distruggere l'altro per evitare la competizione, la concorrenza, queste cose. Non è facile questo, ma pensiamo che bello non insultare mai. È bello, perché così lasciamo crescere gli altri. Che bello non insultare mai, non dire male di nessuno, ma purtroppo ci capita, non ci scoraggiamo, ecco, perché si può passare dall'insulto alla riconciliazione, chiedendo perdono. Ecco, la Santa Madre Chiesa, ogni volta che ci riuniamo, la prima cosa che ci invita a fare per metterci veramente in rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, è di riconoscere
la nostra debolezza, la nostra fragilità. Confesso a Dio, io e a voi fratelli, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, non per colpa di altri, ma per mia colpa, mia grandissima colpa. Però, ecco, la via d'uscita, supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi fratelli, pure voi che mi state guardando adesso, di pregare per me, perché io possa passare dall'insulto alla riconciliazione fino a diventare capace di non insultare mai nessuno, anche chi potesse compiere delle cose brutte anche nei miei confronti. E questa è la meraviglia, così si diventa simili a Dio che vuole la salvezza di tutti. Allora buona domenica e a Dio piacendo, arrivederci alla prossima. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.